ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, benvenuti come al solito il venerdì dalle 13:10 alle 14, puntatona dedicata all'agricoltura. In collegamento telefonico con me c'è Lorenzo Viviani, amico di RPL, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, che oggi ha da dirci tante notizie. Giusto Lorenzo, buongiorno. Sì, Pronto? buongiorno a te Antonio, un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Sì. Devo dire la verità, una serie di notizie molto buone. Vabbè, intanto abbiamo avuto 2 giorni fa, è stato licenziato, ha fatto l'ultimo suo passaggio al Senato il decreto emergenze. Passa anche al Senato? Passa anche al Senato? Certo, è dovuto passare, ha fatto il suo iter alla Camera, di cui ne abbiamo parlato, quindi è stato sottoposto alla Commissione Agricoltura della Camera, poi ha fatto tutto il suo iter in Commissione al Senato ed è stato votato 2 giorni fa. Quindi diventa legge, diciamo che non ritorniamo sull'argomento perché sono state insomma settimane in cui abbiamo parlato quindi dell'emergenza latte, emergenza xylella, tutte le altre cose che siamo riusciti anche nel passaggio di conversione alla Camera a inserire all'interno, nonché tutto quello che riguarda la materia agricoltura e pesca. Però insomma è da dire perché con soddisfazione ha finito il suo iter e quindi insomma ci aspettiamo tanto da questo decreto che cambierà veramente la vita ai nostri pescatori e ai nostri agricoltori. Benissimo. Però un'altra cosa molto importante, Antonio, è stato il decreto che è stato firmato ieri dal sottosegretario Manzato sulla ripartizione delle quote tonno. Ripartizione di quote tonno, ricordo ai radioascoltatori, quando parliamo di tonno sembra che parliamo magari di una cosa, di un argomento tanto distante dalla vita dei cittadini italiani, ma parliamo di un settore molto ricco, un settore che vede insomma dei numeri che tanti settori dell'agricoltura insomma non si sonano neanche, perché il business delle quote tonno, comunque il business legato al tonno è se parliamo di aziende importanti. Ecco, per la prima volta il governo, il ministero è riuscito a dare alle pesche tradizionali, alla piccola pesca, parte di questa quota, perché in questo momento avevamo una situazione paradossale dove chi pescava questa risorsa, questo oro blu del nostro mare, si ritrovava molte volte a essere senza quota, a non avere neanche la possibilità di avere la cattura accidentale, quindi era obbligato a buttarlo via. Quindi pescatori che magari non riescono ad arrivare alla fine del mese, famiglie dei pescatori che soffrono dei problemi giganteschi dal punto di vista economico, che si imbattevano in questa risorsa che per fortuna è veramente presente e preponderante in questo momento nei nostri mari, perché da quando è andato sotto regime quote il tonno si è sviluppato tantissimo e quindi abbiamo questi pescatori che magari fanno la pesca del pesce spada, o come sentiremo la nostra ospite farà che presentiamo tra poco. Queste pesche tradizionali, quindi ti lascio la presentazione a te Antonio, così ci stupirai con i soliti quiz. Però, ecco, avevamo interi settori della pesca che non avevano la possibilità di pescarlo, e questo era una sorta di danno oltre la beffa, perché diciamo che ha alimentato anche tanto scontento nella comunità marinare. Quindi il cammino, come tu stesso hai scritto nel tuo post su Facebook, è incominciato. Forse si poteva fare di meglio, scrivi tu, forse si poteva fare di più, ma ci siamo, si incomincia a cambiare. Hai scritto proprio tu 16 ore fa sulla tua pagina Facebook. Lorenzo, ricordo il numero ai nostri ascoltatori per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29, perché non parleremo solo di pesca oggi, poi ti stupirò anche con un altro argomento. Poi vi ricordo anche il numero per poterci mandare SMS, che è il 346 64 277 56. Prima non ti ho chiesto dove ti trovi oggi. Oggi siamo tornati tutti sui territori, ci stiamo preparando alla grande manifestazione di domani, grande manifestazione in Piazza del Duomo che si preannuncia insomma con una grandissima partecipazione.
partecipazione che sarà anche caratterizzata dalla presenza di tanti pescatori, tanti agricoltori. Benissimo. Allora tu oggi stamattina mi hai detto: Antonio, oggi parleremo di feluche. Io t'ho detto ma che sono? Allora ce lo facciamo spiegare, perché io non lo so, non lo sapevo, ce lo facciamo spiegare dalla presidente dell'associazione Pescatori Feluche dello Stretto di Messina, anche pescatrice della cooperativa Mancuso nello Stretto di Messina. Abbiamo con noi Antonella Donato. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'intervista, per l'attenzione in generale a questo settore che è così particolare. Allora ci spieghi un po' innanzitutto, che sono le feluche. Allora, le feluche sono delle barche tradizionali che pescano nello Stretto di Messina, hanno origini antichissime, questa tipologia di pesca davvero risale ai tempi dei Greci, sì. E sono delle barche di una ventina di metri con una grossa torre al centro, sì. D'acciaio, dal quale si avvista il pesce spada. La torre va dai 25 ai 30 metri circa, sì, d'altezza sul mare, quindi un'emozione anche solo vederla passare, ecco. Sì. E da lassù da 2 a 4 pescatori guardano continuamente il mare tutta la giornata per vedere questo pesce spada quando transita nello Stretto di Messina, perché benissimo. da noi transita soltanto e per delle condizioni particolari, pur essendo pesce di fondale, sale in superficie. Ecco, quindi è facilmente visibile. Facilmente no, con un occhio attento ed esperto sì, e quindi alle volte arriva addirittura quasi noi diciamo salta, ma in realtà è quasi un saltare, nel senso che arriva davvero quasi alla superficie, al pelo dell'acqua. Ecco. Altre volte rimane semplicemente, grazie alle secche che ci sono nello stretto, sale rispetto alla sua normale profondità e quindi riesce ad essere avvistato da quell'altezza. Perfetto, transitano perché? Qual è il loro percorso? Ecco. Transitano perché il pesce spada non è un pesce che vive abitualmente nello Stretto di Messina e che vive nelle acque dello stretto. Lui scende un po' dall'Adriatico, un po' dal Tirreno e costeggia sempre la costa. Questo i nostri pescatori, i più esperti e più diciamo anche anziani, diciamo d'età, ci dicono che è perché il pesce spada con un occhio quasi dislocato dall'altro guarda sempre la costa nel suo movimento quando arrivano questo loro lo raccontano così, e poi va verso le Eolie, verso i mari più caldi e ritorna su, sì. Sia nell'andare che nel tornare, quindi si avvicina alle coste della Sicilia e della Calabria. Sì. E per questo motivo, incontrando le secche, un po' perché incontra le secche, un po' perché, come dicono storicamente, fa le sue, diciamo, parate d'amore un po' come i pavoni, riusciamo a vederlo, sì. Ecco, allora lascio la parola a Lorenzo, perché se non lui è esperto. Saluto Antonella, la ringrazio per la sua presenza in radio, ma devi pensare a Antonio, poi a parte la pesca in sé, la caratterizzazione storica, tradizionale, culturale che c'è dietro a questo mestiere, un mestiere che dobbiamo impegnarci a mantenere nelle mille difficoltà che si ritrova, perché devi pensare anche alla produzione, la valorizzazione del pescato che arriva da questo mestiere, perché il tonno o il pesce spada comunque viene pescato con metodologie diverse, quindi c'è tutto dietro, insomma, un meccanismo che deve essere quello che insomma deve funzionare anche per le tonare fisse, quindi una valorizzazione a terra di tutto l'apparato e far vedere soprattutto, perché qua è un biglietto da visita che noi italiani abbiamo rispetto a tanti altri paesi che hanno solamente una pesca industriale. Noi abbiamo una pesca tradizionale legata al territorio e legata anche alle caratterizzazioni. Mi ha fatto piacere quello che ha detto Antonella riguardando, perché io sono un biologo marino che nella vita fa il pescatore, ma ho imparato tantissimo, diciamo forse tanto di più rispetto alla lettura dei libri, sentendo i pescatori, e quello che ha detto Antonella è proprio vero, insomma, sia questi grandi migratori come il pesce spada, come il tonno, vedono con un occhio, seguono sempre la costa, e grazie a questo meccanismo l'uomo si è ingegnato anche come pescare, perché oltre alle feluche parliamo anche delle tonare fisse. Le tonare fisse che sono queste reti che vengono messe fisse in mare, poi spiegheremo un'altra situazione, un'altra trasmissione, avremo magari degli ospiti che ci potranno spiegare meglio loro come funziona il loro lavoro, però anche le tonare fisse proprio sfruttano questo meccanismo, cioè il tono che si muove seguendo la costa con un determinato occhio, e quindi automaticamente
si infilano in queste reti, dove poi avviene la famosa mattanza, che è anche famosa a livello fotografico e a livello culturale, anche turistico. No, infatti, ora io volevo chiedere prima di tutto ad Antonella come ha recepito la notizia di questo decreto che per la prima volta dà un inizio a una ripartizione diversa del quote tonno e che vede questa nuova denominazione feluche. Ecco, quindi si danno queste 15 tonnellate e si dà a questi pescatori la possibilità di pescare il tonno. Ricordiamoci che la feluca in sé non ha la facilità di giustificare la pesca accidentale, perché in sé c'è proprio il gesto dell'arpione, quindi c'è la volontà di pescare un pesce. Era necessario per la sua sopravvivenza, per farli portare in terra il tonno, il fatto di dargli la possibilità di pescarlo. Non è tantissimo, ma secondo me è un buon inizio. Dici qualcosa su questo, Antonella? Noi, se dico che siamo stati felicissimi, non esprimo la realtà della situazione. Intanto volevamo ringraziare il sottosegretario Manzato, l'onorevole Viviani, l'Alleanza delle Cooperative e Fedagripesca Sicilia e anche il nostro presidente Nino Accetta, perché ci hanno veramente aiutato tantissimo a portare avanti questa realtà così piccola di nicchia. Alle fine le feluche sono solo 14 quelle esistenti ormai rimaste in tutto, e sono solo concentrate intorno allo stretto di Messina, arrivano massimo fino a Bagnara, quindi è veramente una cosa quanti siete, scusami, di Antonella, nicchia. Quanto siete su una barca di feluche? Le barche portano fino a 10 persone, il minimo dell'equipaggio è 3, dipende dall'occasione, nel senso il periodo di pesca. Se è un periodo di magra chiaramente non si imbarcano tantissime persone perché non vale la pena. Ecco, e raccontaci un po', ecco, scusami se ti interrompo, però mi fa piacere, perché i radioascoltatori, insomma, per loro è come parlare dello sbarco cioè dalla Luna o dell'astronauta, perché il mondo della pesca non lo conosce quasi nessuno. Ecco, spiegaci realmente come avviene i vari, non so, anche le figure dell'equipaggio, come avviene una giornata della pesca alle feluche. Ecco, sì. Con la feluca. Allora, loro, ripeto, ci sono almeno una persona sicuro sopra, in cima a questa antenna sui 25-30 metri, che governa fra l'altro la barca, quindi la guida da lassù. Questo discorso di spostare i comandi sull'antenna è stato funzionale al fatto del poter inseguire bene il pesce spada, perché viene materialmente avvistato e va poi inseguito. Lui in parte già avverte la barca perché avverte i motori, comunque sente la presenza dell'imbarcazione, quindi bisogna essere bravi ad arrivargli vicino evitando che si inabissi, perché lui comunque è nel suo habitat, quindi quando vuole non è costretto da niente, quando vuole può tornare tranquillamente in profondità e non lo riesci più né a vedere né materialmente a raggiungere con l'arpione, perché benché appunto dico, spiego ancora, da basso, diciamo, sulla barca c'è un ponte lungo davanti che bilancia l'antenna. Questo ponte sempre in acciaio viene percorso da uno dei pescatori quando si avvista il pesce, si posiziona in cima a questo ponte, quasi in un gabbiotto. Immaginate un gabbiotto di 20x20, bassino, piccolino, giusto per stare in piedi, e da lì prende questo grande arpione e cerca di prendere il pesce spada. Quindi diciamo che se lui avvista anche soltanto il ponte che gli passa sopra e si inabissa, non ha la rapidità all'arpione di battere la forza dell'acqua e la velocità del pesce che si inabissa, quindi deve essere sempre una cosa fatta abbastanza, diciamo, senza disturbarlo più di tanto, ecco. Quindi è una pesca molto molto difficile. Chiaramente la selettività, come dicevate voi, anche del capire che tipo di pesce si va a prendere è il massimo, perché chiaramente loro vedono il pesce prima che lo tentano di arpionare, quindi sanno benissimo qual è il tonno. Ecco perché non potevano avere pesca accidentale. Era una sciocchezza, era come dire che il tonno, se spostava il pesce spada e sotto c'era il tonno, era l'unico modo per essere accidentale per noi, perché per noi non esiste la pesca accidentale, l'esemplare viene avvistato prima. Quindi la pesca si svolge sostanzialmente così: loro girano in questo tratto di mare che viene a loro assegnato giornalmente. Praticamente tutta la costa messinese e calabrese viene divisa in poste, che sono appunto tratti di mare, che hanno dei punti di riferimento a terra, e loro hanno per quel giorno quel tratto di mare in cui possono pescare. Il giorno dopo scaleranno di un posto. Per quel giorno loro girano in quel tratto di mare e cercano di avvistare il pesce spada utilizzando appunto gli avvistatori 1, 2, 3, quanti sono quelli che saranno sull'antenna. Quando viene visto, di solito si capisce subito se sei giù nella barca, perché
hanno quasi una stoppata e poi un aumento velocissimo dei motori a tutta forza, perché chiaramente il pesce va veloce, e vedi subito che l'equipaggio prende la postazione, quindi se sono soltanto 3, uno corre sul ponte e l'altro rimane vicino alla cosiddetta canniscia, la chiamiamo noi, che sarebbe il cesto, dove è raccolta tutta la corda che è legata all'arpione. Certo, molto chiara Donatella, però volevo farti... fino a che... Sì, vai, scusami, Antonio. vai, no, ti dicevo Sì, sulla sì. stagionalità di questa pesca, quando è che si svolge principalmente? Solo da maggio a fine agosto, i primi di settembre. Ah, ecco, benissimo. Donatella, leggevo che assieme a tua sorella, insomma, hai creato questa associazione Pescatori Feluche dello Stretto, giusto? Sì. Ecco, come nasce Io e questa tua tutti gli passione? altri. Tu sei laureata in scienze politiche, se non sbaglio, leggevo. Come nasce Sì. questa tua passione anche da tuo nonno materno, no? Sì, noi abbiamo intanto ci siamo avvicinati al mare con l'altra pesca tradizionale dello stretto, che è il tremaglio. Anche qua la difficoltà aumenta perché qua ci sono le correnti, quindi abbiamo iniziato ad andare a pesca con lui, abbiamo fatto la vita normale del pescatore e poi gli abbiamo detto: guarda, ma perché non facciamo un po' la differenza, proviamo a fare pescaturismo, e abbiamo innovato così. Poi questa cosa ci ha dato un po' la possibilità di far conoscere quelle che sono le tipologie di pesca, sia quella che facevamo noi che quella che storicamente la nostra famiglia faceva, cioè quella con la feluca, a tutti un po' i turisti che venivano qui. Poi se ne chiaramente, ripeto, al nostro presidente di Fedagri Pesca Sicilia, e bene o male questa cosa è andata sempre un po' più avanti, e poi per fortuna abbiamo trovato evidentemente il momento giusto. I pescatori delle feluche sono stati tutti quanti d'accordo sul fatto che questa pesca non potesse rimanere un nostro fattore culturale, che sicuramente ha influenzato moltissimo questi 2 borghi marinari che sono interessati da questa tipologia di pesca, ma che andasse chiaramente sponsorizzata, anche perché era l'unico modo per sopravvivere, diversificare e cercare di avere questa possibilità di pescare qualcosa in più, come per esempio adesso succederà con il tonno. Sì. E così, insomma, è nata l'associazione, e da lì ci siamo iniziati a battere, diciamo, per tutte queste iniziative che potessero dare un valore aggiunto a questa tipologia di pesca, che di per sé ci auguriamo dia valore aggiunto alla nostra terra, perché, come dicevate voi, è insomma qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Benissimo, Lorenzo, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, tra pochissimo andremo in pausa. Io ringrazio Antonella per la sua presenza in radio. Un caro bocca al lupo. Dobbiamo sostenere queste pesche altamente selettive che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione. E ricordo sempre, i nostri borghi marinari, una volta che scompare i pescatori, diventano delle fotografie, delle cartoline sbiadite di qualcosa che era. Quindi manteniamo viva queste comunità. Grazie Antonella. Grazie mille ad Antonella Donato. Allora Lorenzo, il nostro prossimo ospite è già in collegamento telefonico. Adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Poi intanto io, Lorenzo, vedo che i mi piace sulla pagina Facebook della radio aumentano, questo lo sai tu? Bene, ecco. Bene, vuol dire che facciamo un buon servizio. Dai un'anticipazione sull'ospite, almeno un'anticipazione, così allora alla radio i nostri ascoltatori. No, l'anticipazione ti dico che voliamo in provincia di Verona, in Veneto, in un paese che si chiama Colognola ai Colli, dove c'è da oggi un'importantissima sagra per per un prodotto di stagione. Non te lo dico, te lo svelo tra pochissimo. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Stai ascoltando Radio Padania Libera. La tua radio. La tua voce libera, senza filtri né censura. Diamo voce alla nostra gente.
sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi c'è Lorenzo Viviani. Allora Lorenzo, ti voglio svelare il prodotto di cui parleremo adesso. Allora parliamo del pisello, che è un frutto di stagione, e lo facciamo con il signor Cucchetto, produttore di piselli proprio a Colognola ai Colli. Buongiorno signor Cucchetto. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Grazie mille a lei. Allora, ci racconti un po' quali sono le particolarità di questa pianta, come si coltiva, qual è il periodo, prego. Grazie. Allora, siamo a Colognola ai Colli, in provincia a est di Verona, a 10 minuti da Verona, in collina. Siamo un paese di 9.000 abitanti, a maggior parte agricoltori, e dal 1957 è stata fatta questa sagra, si fa sempre questa sagra di bisi, seconda e terza settimana di maggio. Ecco, cioè questa praticamente. Io faccio parte dell'associazione Bisicoltori, dove gestisce un po' il raccolto del biso. Sì. Parliamo di un legume pulito al 100%, nel senso si coltiva in colline, in terrazzi, no? I diserbanti e tutto il resto zero, siamo proprio zero, entra solo la zappa, dopo la semina entra solo la zappa per unire un po' la terra verso queste piantine. Ecco, in questa sagra che cosa si fa? Ecco, si cucinano i piselli? Sì, in questa sagra si fanno dai 20 a 30.000 piatti in queste 2 settimane, si fornisce da noi diciamo lasagnette, bisi, le fettuccine e bisi e piselli, bisi si dice qui a Verona, o il riso e bisi. Dobbiamo pensare che nei lontani anni il Doge di Venezia, è il 25 aprile, il patrono di Venezia, il giorno di San Marco, raccoglieva a sé tutti i suoi ambasciatori e dava come piatto riso e bisi. Ah, ecco, benissimo. Lorenzo. Ecco, ancora, prego. Lorenzo. Sì, no, intanto salutavo il nostro ospite. No, le volevo chiedere, ecco, la differenza, a parte questa sagra, che sono quelle sagre che fa piacere, sarebbe bello andare a vedere, perché sicuramente sono quelle cose che portano avanti, insomma, una tradizione e delle produzioni autoctone. Però ecco, faccio una domanda, ecco, la differenza, prima di tutto, fra il pisello che viene coltivato in Italia, che viene coltivato a Verona, rispetto a quello che magari trova la gente congelato, che viene dall'altra parte del mondo, e soprattutto com'è il mercato, ecco, oltre la parte bella e romantica, i problemi di questa ormai siamo abituati ad ascoltare problemi su tutte le produzioni, ecco, invece i problemi dell'agricoltore che fa questo tipo di produzione. Beh, diciamo che è un prodotto naturale, prima di tutto è naturale, seminato tutto a mano, tutto italiano, non ci sono qua, rispetto ad altri prodotti, si consuma in questi 20 giorni e poi basta. Sì. La forza di questo legume è che è naturale, proprio al 100%, non abbiamo contaminazioni. Ecco, si può mangiare anche crudo. Anche crudo, perdono. È tenerissimo, viene raccolto. Infatti lo raccogliamo la mattina, adesso mio figlio e altri stanno raccogliendo, e stasera è già in pentola, già nelle prime ore del pomeriggio. C'è un piccolo mercato da oggi dove si vende direttamente e va subito mangiato con le fettuccine, ma anche crudo, ma dobbiamo pensare che se si mette in pentola con un po' di cipolla, un po' di olio, la cottura parliamo di 6-7 minuti e già cotto. Ecco, ma quali sono le proprietà proprio benefiche del pisello, ecco?
Pronto? 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 Sì. Pronto? Quali sono le caratteristiche proprio, le qualità? Non sento. Non sente più. Allora, Lorenzo, volevo chiederti, vediamo se riusciamo. Abbiamo recuperato la linea. Pronto, signor Cucchetto? Sì, ma no, non sento. Non sente. Allora, va bene, vediamo se riusciamo a recuperare dopo la Tanto linea. mentre tu recuperi la linea, vabbè, da decantare, i legumi sono un cibo che tutti i nostri nutrizionisti, insomma, li inseriscono giustamente anche come surrogato di tanti altri alimenti, invece che fanno, insomma, per le loro proprietà, per i loro contenuti, insomma. Però ecco, una cosa che io chiedevo a Cucchetto, che è quello che mi interessa, è quello che è un po' il nostro messaggio che cerchiamo di mandare in questa radio, ecco, rispetto, ecco, agli italiani, ecco, sulle nostre produzioni, rispetto a quello che arriva, c'è una differenza? Cioè, rispetto a quello che arriva da fuori, il prodotto italiano, perché è meglio mangiare un pisello italiano? Ecco, quello è una cosa che mi piacerebbe, insomma. Certo, non riusciamo a recuperare il collegamento, vediamo, ecco, non riusciamo, Lorenzo. Quindi adesso passeremo al nostro prossimo ospite che è già in linea con noi. Vediamo se dopo, chiedo a Giulio dalla regia, riusciamo a recuperare il collegamento con il signor Cucchetto. Allora, adesso... Non abbiamo saputo quando c'è la sagra, la famosa sagra, quindi dal 17 te lo dico io, aspetta un attimo che controllo su internet. Allora, dal 17 al 20 maggio e dal 24 al 27 maggio è la 63esima edizione della sagra dei Bisi a Colognola ai Colli, abbiamo detto. Saranno tutti i veneti sono richiamati a Colognola ai Colli, perché siamo sicuri che potranno gustare un prodotto made in Italy al 100%, da come ci ha assicurato il nostro ospite, ma non solo i veneti, chi si trova in quelli insomma in zona, consigliamo la presenza, perché anche, vedete, il bello di queste sagre è riuscire a valorizzare un prodotto che purtroppo molte volte a livello commerciale poi cade nell'anonimato. Quindi grazie al nostro ospite, e insomma lo ringrazio, se ci sente per radio, per la sua presenza. Come ha detto prima, il piatto tipico della sagra sono le paparelle coi bisi, l'ha detto già prima il signor Cucchetto, pasta fresca all'uovo, a cui si aggiunge poi un altro piatto della tradizione veneta, risi e bisi. Tu l'hai mai mangiato il riso e biso? Il riso al biso, sì, l'ho mangiato, vabbè. Insomma, da uomo del nord lo mangiamo, che invece in Puglia vengono utilizzati. Facciamo questa domanda: i piselli li mangiate tanto? Sì, li mangiamo dal periodo appunto da maggio, no? Quindi da adesso, però come dicevi anche tu, come facevi tu l'altra la domanda, si possono mangiare anche crudi, sai, i bambini si divertono poi a pulire i piselli. Crudi, assolutamente, ma ecco, però è lì mangiarli crudi, mangiarli teneri, mangiarli fini, come si vogliono chiamare, sempre che arrivino da produzioni italiane, che sono controllate, certificate e sono di qualità. Ecco, senti Lorenzo, abbiamo in collegamento telefonico con noi il nostro prossimo ospite, che è il dottor Francesco Fanelli, che è il nuovo assessore all'agricoltura della regione Basilicata. Buongiorno dottor Fanelli. Buongiorno a voi. Allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Lorenzo, ti lascio la parola con il dottor Fanelli. Grazie mille per la tua presenza. No, questo fa parte di una rubrica che io e Antonio ci divertiamo a fare, dove cerchiamo di far conoscere i nostri uomini, gli uomini della Lega presenti nelle amministrazioni, comunque nelle regioni dove governiamo. E insomma, tu non sei solamente l'assessore, ma sei vicepresidente di questa nuova giunta regionale. Ecco, sì. Raccontaci un po' di te, raccontaci un po' la tua esperienza e di come ti approccerai al mondo dell'agricoltura Basilicata, che è un mondo che insomma ha bisogno di forti interventi. Un mondo che ha delle eccellenze, dalle fragole a tanti altri prodotti. Abbiamo parlato, mi sembra, io e te Antonio, sì, nella trasmissione passata, del peperone crusco, sì, stavo dicendo il trusco. Sì. Che poi abbiamo scoperto, insomma, io l'ho scoperto andando ad una fiera qui a Milano. Ecco, prego. Allora, se devo parlare da me, parto dicendo che ho 37 anni,
Sì. Sono sposato, 2 bambini, laureato in giurisprudenza, avvocato. Per quel che concerne esperienze amministrative, sono stato 10 anni, vengo da un'esperienza presso il comune di Potenza, il comune capoluogo di regione, dove sono stato consigliere per 10 anni e nell'ultimo quinquennio ho ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio. Ecco, come intende assumere appunto questo incarico? Allora, questo incarico, diciamo che sono qui da pochi giorni, sono già entrato nel vivo dei problemi, le posso raccontare anche quello che è accaduto in questa settimana. Certo, c'è stata una specie di alluvione anche poi. C'è stata subito una grandinata e un'alluvione nel Metapontino, e mi sono recato lì immediatamente il giorno dopo per verificare quali fossero i danni, e pare che siano tanti danni. Adesso dobbiamo verificare se ci sono le condizioni per dichiarare uno stato di calamità. Tra le altre cose, invece, siamo riusciti immediatamente attraverso gli uffici a sbloccare una procedura sul PSR, il programma di sviluppo rurale, una misura che prevedeva un sostegno per investimenti per il ripristino dei terreni agricoli, una misura di 6 milioni di euro. Ho subito sollecitato gli uffici per sbloccare una situazione che era ferma da 2 o 3 mesi. Per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura in generale, è chiaro che l'azione dovrà partire soprattutto a rendere maggiormente efficace e efficiente un'azione amministrativa per ridurre la pressione della burocrazia sulle imprese agricole. Questo sarà uno dei miei primi obiettivi, perché girando anche nei primi sopralluoghi che ho fatto lunedì, come dicevo, nel Metapontino, le maggiori lamentele arrivano anche per quel che concerne l'attività degli uffici. Abbiamo come obiettivo anche quello di promuovere di più e meglio quelle che sono le nostre produzioni agricole attraverso una gestione, diciamo, diversa e più efficace per la promozione del prodotto Made in Basilicata, un modello economico ambientale virtuoso di gestione anche delle nostre risorse, che sono tante, naturali, le foreste. Abbiamo l'obiettivo di efficientare tutti i settori che sono questo settore così importante della nostra regione, però come immediato abbiamo anche l'obiettivo di accelerare quelli che sono i provvedimenti di spesa dei fondi comunitari relativi al programma di sviluppo rurale. Ecco, ma la Basilicata, se lei vuole descrivere un po' la Basilicata sia dal punto di vista dell'agricoltura che dal punto di vista paesaggistico, cioè il mare anche, quindi ci sono anche dei paesaggi mozzafiato. Per chi volesse venire in Basilicata, lei cosa consiglierebbe? La Basilicata è una terra bellissima da visitare. Noi abbiamo la fortuna, come diceva, di avere 2 mari, forse di avere delle montagne, abbiamo tante ricchezze naturali. Girerei io la Basilicata, un luogo in particolare non la saprei indicare, nel senso, per me è tutta bella. Bisogna vedere quali sono le passioni di ogni singolo turista. Abbiamo attrattori anche unici, come il Volo dell'Angelo qui a Castelmezzano, un paese vicino Potenza, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo i Sassi di Matera, che sono anche un'eccellenza, come voi sapete, capitale della cultura. Abbiamo Maratea, che viene definita la perla del Tirreno. Insomma, c'è una offerta variegata. Poi la Basilicata è anche comunque come dire, non sede. Ci sono stati girati numerosi film, no? Sia La passione di Mel Gibson, che anche c'è il film Basilicata Coast to Coast, ricordo. Sì, esattamente. Ecco, quindi, La passione di Mel Gibson, esattamente. E Coast to Coast è un film da vedere anche per rendersi conto delle bellezze della Basilicata. C'è un passaggio da un mare all'altro, diciamo, di un gruppo di musicisti che si recava presso un concerto, una manifestazione musicale, e quindi attraversando la Basilicata per zone interne, diciamo. Lorenzo. Ma basta pensare alla bellezza della Basilicata, all'effetto che può aver fatto sul mio collega, sul segretario adesso, perché ha preso la nomina di segretario regionale della Lega, Marzio Liuni, che praticamente ormai rinnega il suo
il suo Piemonte e diciamo che a questo no, scherzo, Mario il nostro segretario subito si è innamorato della nostra terra, stiamo cercando casa da queste zone, stiamo cercando casa per farlo stabilizzare in modo definitivo. Pur essendo un novarese doc che si è innamorato di questa terra, devo dire la verità, e oltre ad essere una persona preparatissima al mondo dell'agricoltura, quindi sono sicuro che ti potrà dare una mano insomma, per capire tanto del mondo dell'agricoltura. È anche una persona che, devo dire la verità, quando ritorna a Roma per gli impegni da parlamentare ci decanta questa terra come una terra meravigliosa e bellissima, tant'è che ho promesso che verrò anch'io prossimamente in Basilicata a vedere anche la pesca e tutto, ma soprattutto ad accorgermi. E naturalmente come assessore all'agricoltura dovrei affrontare 1000 problemi, perché c'è una carenza infrastrutturale, c'è stato troppi anni di malgoverno in quella regione che hanno, perché poi le aziende agricole sono aziende come le altre, quindi quando tu fai un prodotto di eccellenza, fantastico, buonissimo, biologico, con tutti i puntini sulle i, con tutte le A, in pagella, però non hai le strade, non hai la possibilità di muoverti sul mercato, oppure hai dei costi per movimentare la tua merce più alti rispetto agli altri, finisci nel dimenticatoio. Una terra meravigliosa che aspetta solamente gente come te, che svolgi un ruolo importante, perché ricordiamo che non sei solo assessore ma sei vicepresidente, per salvare questa terra fantastica. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Al dottor Francesco Fanelli, assessore all'agricoltura della regione Basilicata. Allora Lorenzo, quali sono le novità per la prossima settimana? Innanzitutto ricordiamo appuntamento di domani alle 15 in Piazza Duomo. Non può mancare nessuno, dato che parliamo sulle frequenze di Radio Padania, domani tutti a Milano, qualsiasi sia il tempo. Io spero che le previsioni si sbaglino e quindi c'è il sole. Io sto dicendo a tutti che domani ci sarà il sole, anche se le previsioni danno acqua, però non sarà quella che ci ferma. Senti, ma nella tua Liguria oggi com'è il tempo? Il tempo nella mia Liguria è come è dalle altre parti d'Italia, c'è stata un'estate che non parte. Diciamo che da quando abbiamo avuto quella ragazzina che è venuta a parlare di surriscaldamento globale a Roma, non abbiamo più avuto una giornata di caldo, quindi a parte gli scherzi, questo sì, è un clima strano, un clima che quando vedi il surriscaldamento globale, i problemi climatici, non vuol dire solamente che c'è un caldo torrido, vuol dire proprio queste situazioni in cui non è la mezza stagione, situazioni in cui hai grandinate, eventi meteorologici avversi che purtroppo prima non avevamo. E come diceva bene l'assessore della Basilicata prima, di calamità naturale, dovremo cominciare ad attrezzarci, il mondo agricolo, il mondo della pesca, per avere anche delle assicurazioni ad hoc, che esistono già, ma dovremo pretendere che ogni produzione sia assicurata, e dobbiamo lavorare su questo, perché come abbiamo visto abbiamo grandinate, gelate, momenti in cui il clima non si capisce più che strada voglia prendere, e questo per le nostre produzioni caratteristiche che vedete, l'agricoltura uno lavora 365 giorni all'anno per poi avere quel mese di raccolta. Molte volte una grandinata la settimana prima del raccolto ti vuol dire fallire il lavoro di un anno, quindi bisogna attrezzarci a livello normativo per proteggere i nostri agricoltori. Benissimo, allora Lorenzo, la prossima settimana hai qualche novità, qualche evento importante a cui parteciperai? Non ci si ferma mai, la tabella di marcia è piena, strapiena. Allora tu domani sei a Milano, no? Domani sei a Milano. Domani tutti siamo a Milano, tu sarai in radio o sarai a Milano? Sarò in centro, se non sei a Milano in radio devi essere presente in Piazza del Duomo. Sarò in centro. Senti, e invece domenica dove sarai? Domenica abbiamo il nostro capogruppo Molinari, il nostro capogruppo alla Camera Molinari, che verrà sul territorio per tirare l'ultima volata per le europee, ma soprattutto per far sentire la sua vicinanza ai nostri candidati alle amministrative, quindi tutta la nostra squadra sul territorio. Abbiamo vari sindaci, futuri sindaci targati Lega, che hanno bisogno dell'ultimo sprint finale, far capire che il buon senso che c'è alla Camera, quindi rappresentato dal nostro capogruppo, il buon senso che stanno dimostrando i nostri ministri, i nostri sottosegretari, può essere
anche possibile nei comuni che andranno al voto, quindi portare il buon senso all'interno anche dei piccoli comuni liguri. Va bene, allora Lorenzo, grazie mille per essere stato anche questo venerdì qui con noi. Ci vediamo tutti domani alle 15 in Piazza del Duomo, non si accettano giustificazioni, saranno presenti tanti pescatori, tanti agricoltori, tante persone che vogliono che questa Europa cambi radicalmente, prima gli italiani. Perfetto, grazie mille, ci sentiamo con te venerdì prossimo e buon proseguimento di giornata a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto.